Siamo in diretta dal comunale di Sant'Antioco per trasmettere la partita di Sant'Antioco Balisardo. Ricordiamo il Sant'Antioco in vantaggio di 4 gol a 0 con doppietta appunto di Friardu e la rete di Lazzaro al secondo minuto che ha aperto le marcature, e la quarta segnatura fatta praticamente su un calcio d'angolo toccata dalla difesa avversaria, e andiamo per la quarta volta. Ricordiamo che il Sant'Antioco ha 17 punti, ovviamente c'è ancora da giocare il secondo tempo, ma sicuramente con questa vittoria raggiunge la terza posizione. Ricordiamo che è utile riguardo i playoff per la promozione nella categoria Ricordiamo che per il Sant'Antioco sono scesi in campo il portiere Singola, Piloso, Maron Giubisu, Lucchedo, Carlos, Lazzaro, Cocco, Meloni, Pilone, Friardu, mentre per il Balisardo il portiere Cozza, Enzi, Serra, Guiso, Murgia, Carta, Vitale, Boia, Giorgi, Mavisto. Ricordiamo l'allenatore Maron per il Sant'Antioco e l'allenatore Pilas per il Balisardo, subentrato da 3 giornate al posto del sostituto. Ricordiamo che in classifica il Balisardo ha 13 punti, mentre il Sant'Antioco 17 punti. Con questa vittoria si porterebbe alla terza posizione riguardante, ricordiamoci che nell'ultima posizione c'è sempre Portocolano e Samassi. Ecco, in questo momento stiamo seguendo in diretta un'azione del Balisardo che ovviamente ha fatto solamente 2 conclusioni, prende il numero 7. C'è adesso in questo istante, vediamo Lazzaro una munizione, sì, vediamo una munizione del Balisardo, pulito in questo momento per un fallo al numero 7 Lazzaro. Ricordiamo ancora che ci sono ancora gli infortunati per il Sant'Antioco, 1002 cristiani. Un minuto siamo, Tito, al 42. Siamo infatti al 42esimo minuto, adesso il numero 4, Luiso del Sant'Antioco. Luiso del Sant'Antioco per Porco, passa la palla dietro per Lucchedo, nuovamente per il numero 6, Carlos alza la testa, va il numero 7 da solo, e vediamo in diretta per il quinto gol del Sant'Antioco, che invece viene parato. Occasione per il numero 7 Lazzaro, che poteva fare la quinta marcatura. Comunque il Sant'Antioco stava per fare la quinta marcatura, ma tutto bene, ripasso dietro Lucchedo passa alla portiere Singola, che è direttamente il numero 6 Carlos, che rinvia l'azione nuovamente in contropiede del Sant'Antioco. Azione buonissima per Sergio Piloni, che tira ma va fuori. Collegati adesso al Ministero di Sant'Antioco per un calcio d'angolo, viene parata, ecco il gol, no, ma l'arbitro fischia, annulla appunto la marcatura, anche perché c'è stata carica sul portiere. Ricordiamo nuovamente il risultato: il Sant'Antioco conduce per 5-0 contro il Balisardo, partita relativa all'11ª giornata del campionato di promozione. Prendiamo la classifica: Sant'Antioco 17 punti, il Balisardo 13. Con questa vittoria Sant'Antioco, ecco che adesso vediamo in diretta un attacco del Balisardo che si perde sulla fallo laterale, rimessa nuovamente per Sant'Antioco. C'è una nuova sostituzione, esce il numero 9 Meloni, che prima su un'azione ha preso testa alla traversa, una buonissima azione da gol. Esce Meloni ed entra al suo posto Alessandro, il numero 18 Alessandro Basci, che era reduce da un infortunio e oggi riappare in campo, è stato fuori per circa un mese.
ed è stato il periodo in cui Mileto e Bash sono fortunati che sono un callo di punti dopo aver fatto 5 vittorie consecutive. Ecco, vediamo il numero 9 del Barissardo, Angioni, che si libera ma viene intercettata la palla dalla difensore. Il numero 11 Friardo scarica qua a basso al numero 8 Porco che ha preso la destra, si libera del pallone per il numero 4 Ghisu per Lazzaro che di prima ce la fa, però la palla irraggiungibile. Siamo collegati in diretta con Stelle Comune Sant'Antico, ricordiamo un punteggio 5-0 per Sant'Antico con Bolzano, Porco punizione direttamente in porta, gol! No, per un pello per il colpo di testa da Pirosu, ecco la rimessa adesso invece per il Barissardo, il numero 9 Angioni scambia con l'11 Tode, nuovamente rimessa laterale per il Barissardo. Mameli rimette per Guiso passa a Vitale si sposta, viene intercettata la palla, commette punizione da munizione, l'arbitro lo salva dall'inferiore giallo e mette subito per il numero 3 Marongio. Vede Lazzaro che si libera tutto solo, rientra, tira di destra, ancora un'altra cosa, crossa la palla sul centro dell'area e viene intercettata dalla difesa che subito parte col controattacco, ma la palla va direttamente in fallo laterale. Rimessa dopo per alcune partite un po' così in sordina si riparte col botto. Ma sì, è una vittoria meritatissima prima di tutto, che aspettavamo da tempo, ora si è visto, abbiamo recuperato qualche giocatore, per forza oggi dovevamo vincere dopo tante delusioni, anche quella di domenica scorsa abbiamo subito il gol al 97esimo. E questa è una vittoria che ci dà nuovamente ossigeno, autostima e con nuovamente il giusto entusiasmo e voglia, soprattutto negli allenamenti, perché poi quando arrivano i risultati ti alleni anche con un piglio diverso. Quindi questa vittoria è fondamentale, ripeto, importantissima. Con la vittoria di oggi torniamo terzi, perché il Quarto 2000 ha perso ieri. E secondo me stiamo facendo bene, sicuramente le ultime delusioni, un attimino tutto l'ambiente aveva fatto nascere qualche problemino, qualche parola in più da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, però queste vittorie servono per cancellare tutto. Adesso questa vittoria ci serve per ripartire, per recuperare anche altri giocatori. Stiamo recuperando Fabio Piras, Mileto adesso riprenderà ad allenarsi settimana prossima, Alessandro Bascio oggi ha fatto 30 minuti per iniziare a fare un po' di condizione, però tutta la squadra oggi ha corso, ha lottato, abbiamo creato anche oggi al primo tempo, abbiamo contato 12 palle gol, alcune clamorose, al secondo tempo un po' siamo calati, però ci sta, dopo qualche minuto fa il 5-0. Una sintesi tecnica della gara di oggi? Siamo partiti come altre partite in casa, a 1000, nei primi 10-15 minuti abbiamo creato 5-6 palle gol, poi quando fai gol ti dà fiducia, ti dà morale, quindi poi le altre azioni sono arrivate, loro non erano anche loro a formazione completa, in difesa ci hanno concesso qualcosa e noi quando ripartivamo e quando attaccavamo gli spazi eravamo devastanti in alcune situazioni. Tutta la squadra ha girato, nuovamente il Porco delle prime giornate, Baba Ghiso, la difesa con Bruno Carros, Marongiu, Chedu e Matteo Pironi hanno dato giusto impatto, un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra. Poi Friargiu che è tornato al gol con due gol importanti che servono a dargli fiducia. È tornato il Lazzaro, anzi forse penso che sia la migliore partita che ha fatto fino ad oggi Lazzaro, come temperamento, come costanza nelle giocate, nell'andare a cercarsi anche l'uno contro uno. Un commento sugli avversari? Ma gli avversari io li avevo visti giocare a quarto e mi avevano fatto una buona impressione, avevo vinto 1-0 col quarto 2000, sapevo che davanti erano bravi e l'hanno confermato perché Todde, Mameli che è un po' in ombra oggi e Angioni, quello che ha segnato il 5-1, sono giocatori che sono bravi uno contro uno e noi abbiamo l'opportunità di ripartire, di attaccare gli spazi come loro sono bravi a farlo.
perché siamo stati bravi sia nel pressare alti i loro centrocampisti e i difensori, e poi anche nello scampare all'indietro la difesa sono stati molto bravi, e in tutte le situazioni si sono fatti trovare sempre nella giusta posizione. La prossima gara? La prossima gara andiamo a Siriqua, una squadra che abbiamo già incontrato in Coppa Italia, una squadra che ha anni che gioca più o meno la stessa squadra in promozione, squadra collaudata, che ha alcuni buoni elementi, è una squadra tosta. Noi andremo lì a cercare di vincere, e poi vediamo. La settimana prossima ci saranno praticamente 3 partite in una settimana, perché poi si giocherà l'8 dicembre in casa all'Argus e l'11 si fa la Nusei. Adesso è fondamentale continuare a fare i punti, cercare di chiudere il girone d'andata, se ci riusciamo, intorno dai 25 ai 28 punti almeno, per poi riniziare. Avremo 20 giorni di pausa per recuperare le energie e recuperare i giocatori, ripartire alla grande. Avremo 3 partite su 4 in casa, e dopo quel miniciclo di 4 partite la squadra in questo campionato avrà una sua identità, in che classifica e posizione sarà, per poi vedere di giocarci alla fine delle prime posizioni. Una gara che probabilmente non era preventivata per una finale simile. No, assolutamente. Approccio sbagliato, male tutto. Quella è una sintesi della gara. Guardi, venivamo da una settimana particolare, perché una di infortuni e qualche squalifica, avevamo 3 squalificati, siamo arrivati così, insomma, un po' decimati, però non è quella una scusante, abbiamo sbagliato proprio gara, tutti. Lettura sbagliata della partita. Niente, paghiamo purtroppo la giovane età, a volte se riusciamo, una squadra molto giovane. Sì, una squadra molto giovane, già con il Tortolì, io sono subentrato a Orru, la prima partita col Tortolì, la media era 19 anni, se riusciamo a incanalare l'entusiasmo di questi giovani e la voglia va bene, facciamo qualcosa di positivo, però purtroppo questi sono i limiti anche dei giovani. Abbiamo sbagliato la partita dall'inizio alla fine, se aveva 8 cambi ne cambiava 8, anche 11. Oggi è mancata la determinazione, la voglia, perché purtroppo c'era un blackout, già il centrocampo è mancato il sostegno. Sì, il nostro attacco è un attacco veloce che può mettere in pericolo tutte le difese, però oggi ci è mancato, ecco. Ci è mancato la squadra, ecco. Non aveva un'anima, niente, tutto male. Veramente la sintesi della partita è difficile farla quando con questo risultato qua è veramente dura. Comunque 13 punti in metà classifica. Metà classifica, dobbiamo arrivare al Giro di Boa a fare qualche punticino in più. È difficile perché adesso arrivano quelle toste, Portocorallo, San Massi. Dobbiamo cercare di fare punti in casa, perché fuori casa i punti li abbiamo fatti, almeno per una squadra che si vuole salvare 9 punti non sono pochi fuori casa, ci mancano quelli in casa. Quindi dobbiamo fare punti, la prossima 3 punti. Presidente Sant'Antioco, si ricomincia col botto, 5-1. Io ricordo che il Sant'Antioco è stato per più di 35 partite in testa a un campionato, prima di prima categoria e poi queste prime 5 partite del campionato. È un calo, ci sta mentale e ci sta però che ci si riprenda. La squadra oggi ha dimostrato che ha smaltito un po' la questione psicologica di defiance di queste ultime 5 partite, e che tra sfortune, infortuni e errori anche arbitrali che ci stanno, ci ha fatto gli ultimi 5 partite, non ci ha fatto brillare come all'inizio del campionato. Oggi abbiamo ripreso, credo, a giocare con determinazione e grinta, perché la squadra c'è e si vede, e i risultati arrivano, come vede. Sono 5-1 e ce ne stavano anche molti di più, abbiamo sbagliato tanti, ma quello che piace a me è che la squadra ha giocato, ha lottato su tutti i palloni, non si è fermata. È quello che le abbiamo chiesto in settimana ai giocatori, di dare una risposta e soprattutto una carica dal punto di vista psicologico, quindi un'autodeterminazione, in questo caso della consapevolezza che sono forti e devono dimostrarlo in campo. Oggi hanno risposto. Il Valsado arrivava con quale credenziali?
Il Balistardo era dietro di noi di 3 lunghezze, quindi era messo benissimo, veniva qua che sicuramente non si aspettava magari una reazione così del Sant'Antioco. La squadra comunque hanno avuto anche anche loro stanno attraversando un momento difficile perché hanno avuto degli squalificati, degli infortuni e quindi sono arrivati anche un po' rimaneggiati. E la sfortuna loro è che hanno trovato il Sant'Antioco in palla oggi come nelle prime partite, quindi quando il Sant'Antioco c'è e c'è con 4 assenze, perché anche oggi ci mancavano Basciu che è entrato 10 minuti, ha ripreso, ma si vedeva proprio la difficoltà nell'infortunio che ha avuto alla caviglia, manca Miledu, manca Fabio Piras, sono 3 punti di riferimento per la squadra importanti, la squadra li ha somatizzati bene le loro assenze e oggi ha dimostrato che può comunque sopperire anche eventualmente a queste assenze. I giovani stanno facendo benissimo e questo ne siamo orgogliosi, questo ci dice che possiamo sicuramente pensare a un campionato di vertice ed è quello che merita il Sant'Antioco.